all'ingresso la temperatura, il disinfettante, poi ti indirizzano loro, se devi addirittura aspettare molto ti fanno uscire perché è giusto così, ovvio. Non c'è confusione, bisogna fare le file tranquillamente e aspettare come in tutto il resto del mondo. È più organizzato perché stanno, come si può dire, stanno dilazionando molto le visite. Normale, diciamo, ecco, le persone prendono le distanze. Non ha dovuto aspettare molto? No, assolutamente. Io sono già 2 o 3 volte che vengo e a parte oggi qualche ritardo, ma organizzati bene. Sì. Lei arriva su prenotazione, non deve aspettare molto, non ha aspettato molto in questi giorni. Oggi sì, ma penso per altri problemi, se no normalmente no, niente di cui lamentare. Sì, organizzatissima. Quindi è soddisfatta, diciamo? Sì, a posto. Era da molto che aveva prenotato? No. Quasi normale, diciamo. Siamo andati negli ambulatori, per cui sì, il distanziamento normale. Per cui caos. molto gentili gli infermieri ho trovato. Questo qui è una nota molto positiva. Che ci sia in futuro meno richiesta di sanità, perché dobbiamo accettare l'invecchiamento dell'aspetto. Cioè, io ho 72 anni e certi acciacchi sono dovuti ai miei 72 anni. È inutile che vada dal medico, che faccia gli esami. Dobbiamo accettare.